Giustamente mi ero dimenticato di avviare la diretta, adesso dovrebbe funzionare tutto, se Dio vuole. Quindi vi devo ripetere un saluto da Luca Dalla Marta che vi accompagnerà in queste due finali di questa sera che si tengono a Gorizia al Palazzetto dello Sport Stella Matutina. In campo Buscagliero di Trieste contro Artemis Warriors per giocarsi la finale della Coppa Friuli. Il punteggio finora dice 10-11 per Warriors e adesso proprio il punteggio si ribalta con il primo canestro dal campo di Enrico Noè Bianchini e il sorpasso Buscaglieros a quota 12-11, quindi il parziale in questo primo quarto. Mancano 3 minuti e 25. Purtroppo vi siete persi i primi 6 minuti per colpa mia. Mi prendo tutte le responsabilità del caso. La palla persa di Buscaglieros. Allora si ricomincia per i Warriors con Della Vedova che porta la palla nell'altro metà campo, imposta il gioco offensivo. Sale il numero 81 appena entrato Carlo Biasizzo, anche allenatore della sua squadra. Arriva il tiro sbagliato di Biasizzo, si corre dall'altra parte con Furlani che fa arrivare la palla nelle mani di Ballaben che però sbaglia dalla media distanza nell'angolo. Allora ancora 11-12, 12-11 come volete. No, scusate, era Biasizzo. Si va sotto canestro dove c'è l'altro Biasizzo, Lino. L'errore di Lino Biasizzo, allora si corre in contropiede con Giacomo Pipan. Arriva il blocco portato da Luigi Lotti. Poi Pipan nell'angolo trova Ballaben. Il fallo non fischiato a favore di Ballaben. Palla che però rimane nelle mani di Buscaglieros dopo l'ultimo tocco di Lino Biasizzo. Cambio per Buscaglieros, esce Ballaben, entra in campo col numero 15 Matteo Sinatra. Pipan riconsegna la palla nelle mani di Bianchini, poi arriva anche il rimbalzo, non arriva però il canestro. Allora Warriors dall'altra parte con la tripla tentata ma non riuscita da Perrone. Warriors però rimangono in zona d'attacco dopo la palla persa da Bianchini. Biasizzo va da Della Vedova che aspetta l'uscita di un compagno, si muove Ermacora, la pallone va però da Perrone che va sotto canestro da Lino Biasizzo, il gancio di Biasizzo va a segno, nuovo sorpasso in questa bella partita fin qui, 13-12. Pipan lascia il pallone a Furlani, poi in qualche modo la palla torna a Pipan, il tiro di Pipan è sbagliato, si rimane però in zona d'attacco dopo il tentativo di rimbalzo non ha dato buon fine di Della Vedova. Rimessa eseguita da Bianchini, subito in campo per Lotti. La penetrazione di Furlani, lo scarico per Lotti che si alza dalla media distanza, dal mezzo angolo. Il rimbalzo è di Bianchini. Poi forse con un fallo riesce a tenerla in campo. Alla fine l'ultimo tocco è proprio dello stesso Bianchini. Anzi no, l'arbitro dice no, è di Ermacora. E quindi sarà ancora messa per i Triestini. Ancora Bianchini a incaricarsi di effettuare questa rimessa in campo. Furlani, il passaggio per Pipan, poi Lotti dall'angolo, ancora un errore per lui, una palla sporcata, possiamo dare
totale, 17-16, quindi per i Warriors. Ancora all'incirca metà quarto prima di andare a riposo lungo, che sarà di 10 minuti, come nelle altre partite di questo torneo. E quindi possiamo finalmente riprendere la nostra diretta. Speriamo stavolta in santa pace e che il computer ci lasci tranquilli. Tanto errore sul primo libero di Del Bianco, è rientrato in campo mentre sistemavo il PC. Assegno invece sul secondo e porta più 2 i suoi compagni. Doppio cambio per i Buscaglieros, entra in campo il press, così lo chiamano, ovvero Gianluca Fantinel. Palla persa dal neoentrato Micheletto. Gli altri in campo per i Buscaglieros sono Pipan, Furlani e Sinatra. Per Atmis Warriors invece in campo, ve lo vedete, con il numero 77, appena subito fallo, Mattia Padovani, che andrà quindi in lunetta con 2 tiri liberi, visto il bonus esaurito da entrambe le formazioni. Errore sul primo libero per Padovani, assegno invece il secondo, 19-16. Quando stiamo per entrare nella seconda metà di questo secondo quarto. Fantinel, penetrazione di Fantinel, sporcata dal numero 3, che non c'è. Sì, Antonio Virgili, quindi parata da Virgili. Chiama la calma Padovani dopo un tentativo non andato a buon fine. Padovani consegna il pallone in mani di Biasizzo. Ancora Padovani, lontanissimo dal ferro, forse un po' di un passetto di troppo. Gli arbitri non lo vedono, vedono però il fallo fischiato al numero 15, Sinatra per i Buscaglieros, che manda in lunetta Biasizzo. Saranno 2 tiri liberi, ma è anche time out per i Buscaglieros, secondo time out della loro partita. 19-16, time out esauriti per loro in questo primo tempo. E noi ci prendiamo un minutino di pausa dopo tutti questi alti e bassi della diretta.
Ancora un errore per Biasizzo su questo primo tentativo dalla lunetta. A segno 20 secondi mantiene la percentuale del 50%. 20-16. Piano piano sta leggermente allungando Attimis sui Buscaglieros. Pipan, il taglio di numero 31, Michieletto, poi Ferrari, la penetrazione, lo scarico per il canestro di Gurian, che riporta -2 la formazione giuliana. Padovani prova a penetrare spalle canestro, ha fatto una sportellate con Furlani, si prende anche il rimbalzo in attacco dopo l'errore. Arriva il fallo su questa seconda, sua conclusione saranno altro viaggio in lunetta per Padovani. Si sta segnando solo e liberi praticamente, conferma Arnaldo. Vediamo se sfatta il mito del 50% che vige da un po' di tempo. 100% in questa occasione dalla unità per Padovani. Nuovo +4 per i Warriors. Furlani rischia di perdere il pallone. Il passaggio per Fantinelli. Tagli Fantinelli dopo la rimessa. Furlani cerca un compagno libero. Ecco, lo trova in Gurian. Fantinelli deve fermare il palleggio. Il blocco proprio di Fantinelli per Pipan, che però viene marcato bene da Miani, che finisce nelle mani di Gurian, che sbaglia l'attacco al ferro. Allora dall'altra parte con Padovani, che sono nell'angolo dove c'è Miani, tutto solo per tiro da 2 punti. Long two, così dicono in America. Altro fallo inutile. Ne abbiamo visti diversi questa sera. Questa volta il fallo è a rimbalzo di Matteo Miani. Dunque, se il fallo è a rimbalzo, viene considerato fallo in attacco e non... No, fallo in difesa, e quindi si va a tirare liberi, giusto? Benissimo. Perdona gli avversari sul primo tentativo. Balla bene. Li perdona anche sul secondo, quindi alla fine il fallo non si tramuta in punti. Padovani attaccato da Furlani. Perrone, l'alto basso bellissimo tra Gabrizi e Biasizzo. Arriva probabilmente un fallo dei Buscaglieros, non ravvisato dagli arbitri. Allora si continua a giocare nell'angolo per Ballabene. Arresto e tiro di Ballabene, l'errore del numero 5. E allora ancora Warriors con calma, con Padovani che guida la transizione offensiva. Se transizione si può chiamare questa. Perrone sotto canestro, si va da Biasizzo che si appoggia all'avversario, va su per prendere questo tiro. Alla fine c'è l'errore di Biasizzo e il rimbalzo di Ballabene. Pipan, il passaggio direttamente nelle mani di Biasizzo e Padovani che con molta calma chiama il gioco offensivo. Furlani, doppio blocco per Padovani che sceglie quello di Gabrici. Biasizzo si va proprio da Gabrici sotto canestro, ha cerchiato gli avversari, rimbalzo poi premia i Warriors, ma è arrivato un fallo tecnico verso chi? E non ha detto a chi però. Fallo tecnico di
di Gabrici, immagino. Sì. Fallo tecnico di Gabrici sulle proteste dopo il presunto fallo. Sicuramente qualche contatto falloso c'è stato, gli arbitri non se la sono sentita di fischiare. (22-19), quindi il punteggio qua a Gorizia tra Artemis e Buscaglieros. Assegno questo tiro libero punitivo nei confronti delle proteste di Gabrici. Si ricomincia però nel campo dei Warriors, perché il pallone era rimasto proprio ai Warriors in tale circostanza, e il pallone va sotto nelle mani di Piazzitto, che sa come farla entrare nel cesto e lo fa altrettanto bene. Qua palla persa sanguinosa di Furlani, con Perrone che corre nell'altra metà campo. Piazzizzo Carlo, però il passaggio nell'altro quarto di campo, dove c'era Padovani, poi ancora Perrone da 3 punti, niente da fare per il numero 33 in maglia bianca. 24-19, 1-19 alla fine di questo secondo quarto, quindi anche del primo tempo. Dopodiché ci saranno 10 minuti di pausa. Speriamo dopo questa partita sarà la finalissima scudetto tra i padroni di casa degli All Stars Gorizia contro la Mujesana. Palla 2 alle 20:30. Corre in contropiede dopo i liberi dei Buscaglieros. Biasizzo, la palla che va nelle mani di Perrone, che trova i 2 punti, trova anche il fallo. Sarà tiro libero aggiuntivo per lui. Assegno Perrone anche con il libero aggiuntivo. Porta a 27 i punti dei suoi compagni di squadra contro i 20 di Buscaglieros, che adesso hanno bisogno di trovare un canestro per tenere viva la partita e non consentire ad Artemis Warriors di scappare. Altro errore però di Buscaglieros, uscito dalle mani di Sinatra. Allora Padovani con la solita calma, gli ultimi 35 secondi di questo quarto. Da sotto da Biasizzo, tiro abbastanza comodo per Lino Biasizzo. Arriva però il doppio errore, poi il fallo in attacco sanzionato ai danni di Matteo Sinatra. Premia quindi così l'arbitro la difesa delle maglie bianche. Rimette in campo Virgili per Padovani. Ancora 10 secondi sul cronometro. Padovani stava per perdere il passaggio per Biasizzo, che vuole fare arrivare la palla in qualche modo a canestro, non ci riesce. La direzione, la stoppata dei Buscaglieros è più che buona e si chiude così allora il primo tempo. 27-20 per Warriors, Artemis, e noi ci prendiamo 10 minuti di pausa.
E riprende così la finale Coppa Friuli al Palazzetto dello Sport Stella Matutina di Gorizia tra Artemis Warriors e Buscaglieros Trieste. E inizia così il terzo quarto con il primo fallo di Buscaglieros. No, fallo in attacco. Di chi? 78, di Biasizzo. Buon per i Buscaglieros che devono recuperare 7 punti di svantaggio. Ballabene, il tiro sbagliato di Ballabene, rimbalzo poi premia la difesa di Artemis. Padovani, Biasizzo, ancora Padovani. Arriva il blocco proprio di Biasizzo, lo accoglie il numero 77 maglia bianca, poi va su, subisce un contatto, non fischiato dagli arbitri. Corre in contropiede la formazione triestina con Furlani che cerca uno scarico non trovato grazie alle mani, anzi alle braccia aperte di Padovani. Sarà ancora rimessa in zona d'attacco per Giuliani. Palla che arriva nelle mani di Pipan. Vede, balla bene, tutto solo sotto canestro. Lo trova, poi però balla bene, non riesce a finalizzare i 2 punti. Padovani. L'infrazione, no, il fallo fischiato ai Buscaglieros. Si continua a giocare nella metà campo dei Warriors con Biasizzo che gira palla, la fa arrivare nelle mani di Virgili. Poi la tripla tentata da Perrone che non va a segno. Si rimane ancora in quella parte di metà campo. Anzi, in quella parte di campo, giustamente. Virgili, il passaggio per Perrone che viene raddoppiato. Tanto spazio per Padovani che si prova da 3 punti e la manda a bersaglio. 30-20, massimo vantaggio Warriors, più 10 quando è appena iniziato il secondo tempo. Pipan si arresta immediatamente a 3 punti, vuole replicare subito la squadra allenata dal numero 8 Federico niente, Enrico Furlani. Padovani, tentazione fino in fondo, il fallo prima del tiro dice l'arbitro, quindi sarà solo rimessa dal fondo, fallo del numero 8 Furlani, capitano e allenatore della sua squadra. Fa girare bene la palla Artemis. Poi Perrone torna fuori da Padovani, scusate. Che aveva anche cercato di prendersi il rimbalzo in attacco. Palla però è di Buscaglieros. Con Furlani, il capitano che porta sul pallone e cerca sotto canestro il suo lungo. Era Gurian, palla che gira abbastanza bene, viene però stoppato Balabene, ora Perrone dall'altra parte. Lotta spallacanestro Perrone, poi arriva lo scarico per Biasizzo che realizza altri 2 punti. 32-20, nuovo massimo vantaggio per Warriors. Il blocco di Gurian rifiutato da Pipan che riceve adesso dopo lo scarico a Furlani. Fallo fischiato però a Biasizzo. Secondo fallo per i Warriors in questo terzo periodo.
mette già il pallone in campo. Micheletto a prendersi il pallone, ad andare fino sotto, non gli riesce l'azione individuale. Poi infrazione di passi, come sta da Virgili. E così Buscaglieros possono rimanere in fase offensiva. Qua Micheletto ha rischiato di perdere palla. Pipan a giocarsi il pick and roll con il compagno di squadra Curia, anzi no, era Zanin. Palla persa però da Zanin, la palla bene. A sua volta la recupera Dani di Perrone. Il tiro di palla bene senza pensarci troppo. È sbagliato. Arriva il rimbalzo di Warriors e Padovani decide di mettere calma e tranquillità a questo attacco. Soprattutto ordine, cosa che serve. Padovani però alla fine sceglie di prendersi un tiro molto forzato e lo manda anche a bersaglio. 35-20, non si fermano più i Warriors e invece i Buscaglieros è un po' di minuti che non trovano un canestro. Qua riescono di perdere nuovamente palla, il fallo ai danni di Micheletto che andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Fallo commesso dal numero 14 Domenis. Errore sul primo tentativo dalla lunetta. A segno invece il secondo. E allora Buscaglieros che si riavvicinano. Però i punti sono stati segnati ad Artemis. È un errore loro, no? Boh. Quindi punteggio reale, non quello sulla tabellone, ma quello che mettiamo noi in grafica. 35-20, 20-35, 21-35. Se aggiusteranno il punteggio di tabellone. Pensate come nessuno se ne sia accorto. Dando la tripla dei Artemis che sporta sul 38-21. Adesso viene aggiustato il punteggio anche sul tabellone principale. Time out per i Buscaglieros. Primo time out di questo secondo tempo. Nel precedente avevano esaurito i time out i triestini. E anche in questo sembra che si vada in quella direzione. Ora però Artemis è nettamente in vantaggio, più 17. E dal linguaggio che hanno i giocatori in campo non vedo come possano rientrare. Torniamo anche con l'audio dal Palasport Stella Matutina. Assegno il primo libero di Micheletto, assegno anche il secondo. Meno 15 per gli uomini in maglia scura. Padovani accetta il blocco di Biasizzo, poi si torna fuori, ancora Padovani con la palla in mano, cerca e non trova Biasizzo, la palla sporcata e recuperata di Buscaglieros che corrono in contropiede con Furlani, l'assist dall'altra parte della metà campo dove c'è l'airball, però
di numero 5, balla ben. Allora Del Bianco, il no look per Virgili, forse no, non c'era sicuramente passi perché è arrivato al tocco degli avversari. Fallo subito da Virgili dopo il rimbalzo degli stessi Warriors. Fallo commesso dal numero 20, Filippo Zanin. Terzo fallo di squadra, o forse quarto, vediamo. Esatto, quarto fallo di squadra per i Buscaglieros. Sbagliato il primo libero da Virgili. Anche il secondo non preciso. E allora, ennesimo possibilità per i Buscaglieros di riportarsi un pelo più vicini. Micheletto si arresta, torna indietro dove c'è Pipan. Il tiro apertissimo di Pipan, aveva una prateria davanti a sé, non l'ha sfruttata. 38-23, 4 ancora minuti a giocare in questo terzo periodo. Padovani fino in fondo, fu una magia che però non va a insaccarsi dentro la retina. E allora Micheletto cerca di farsi spazio in mezzo agli avversari. Arriva il fallo del numero 3, Virgili. Cambio per i Warriors, esce Padovani, mantenuto in campo per lui. Entra in campo Della Vedova. Altro cambio, sta per entrare Perrone. Fuori invece Virgili. Anzi no. Ormai aveva già effettuato il primo libero, quindi il cambio dovrà essere effettuato dopo, esattamente ora, dopo il canestro realizzato dai Buscaglieros, in particolare da Micheletto. 38-25. Perrone rischia di perdere palla, arriva però il fischio dell'arbitro, fallo di Pipan. Si va in lunetta perché il bonus è già stato esaurito da ambo le parti. Primo libero che si infrange sul secondo ferro. 1-2 per Perrone. Micheletto già dall'altra parte. Lotti la consegna nelle mani di Pipan. Il blocco di Zanin che è servito perfettamente da Pipan. Non ringrazia però scusate, Zanin, il compagno di squadra, e sbaglia l'appoggio al ferro. 39-25 ancora il punteggio. Meno 14 Buscaglieros che però non si danno ancora per vinti, anche perché mancano ancora tanti minuti, esattamente 13 minuti ancora sul cronometro in totale. Del Bianco in qualche modo va su e trova il fondo della retina. 41-25, sempre più lontana la partita per i Buscaglieros. Micheletto va sotto canestro dove c'è il numero 20 Zanin che vuole toccare spalla canestro, poi lo scarico per Lotti, ancora Zanin da 3 punti. Il fallo a rimbalzo è di Pipan. Saranno dunque 2 tiri liberi per lo stesso motivo di cui parlavamo prima, ovvero nel momento in cui si va a rimbalzo si entra in una zona neutra in cui viene considerato qualsiasi contatto difensivo. Allora, se si è in bonus, ogni fallo porta 2 tiri liberi. Assegno con questo primo tiro libero del Bianco. 2 su 2 per lui.
43-25. Adesso Buscagliero fa veramente fatica a trovare la via del canestro. Arriva l'infrazione di accompagnata. Fai un attacco. Ah, io ho visto anche l'accompagnata, pensavo fosse quello. Quindi anche peggio. Fare un attacco di Matteo Sinatra. Non d'accordo con l'arbitro. Già in campo però il pallone con Della Vedova che imposta l'azione offensiva dei Warriors. La quasi rubata dal numero 20 Zanin. Arriva poi il fallo di Micheletto che stava subendo il mismatch con Del Bianco sotto canestro. Prova Del Bianco a prendere bene posizione e a indurre in errore l'avversario. Si ferma a 3 tiri liberi consecutivi Del Bianco. Errore sul quarto. Lotti consegna la palla nelle mani di Infanti. Infanti, il blocco di Zanin viene raddoppiato a trovare un compagno libero. Alla fine rischia di perdere palla sul terzo avversario che arriva. L'arbitro alla fine fischia infrazione di passi. E la sfera viene quindi consegnata ai Warriors. Perrone. Passaggio per Del Bianco che cerca un alto passo. Il numero 78, il lungo di riferimento Biasizzo. Scelta non azzeccata quella di Del Bianco che avrebbe dovuto, secondo le leggi del basket, cercare una triangolazione con un altro compagno per far arrivare quel pallone a Biasizzo. D'altra parte arresta il palleggio Gurian. Poi il tiro a 3 punti del compagno, se non sbaglio, di Infanti non va a buon fine. Allora ancora i Warriors con la palla in mano, Del Bianco nella confusione. Il passaggio fuori per la tripla a segno di Gabrici. Più 22 Warriors in questo istante, quando siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto. Ma Micheletto rischia di perdere palla, poi vuole fare tutto da solo. Arriva il fallo della difesa. Saranno 2 tiri liberi per il numero 10 in maglia Busca. Zero su 2 per il numero 10. Bianchini. Quindi ho chiamato Michele tutto il suo tempo Bianchini. Top. Non ce lo scorderemo più. Fallo subito da Sinatra che andrà in lunetta per altri 2 tiri liberi. Sperando che il risultato per i Buscagliero sia migliore degli ultimi 2 tirati da Bianchini. Poi probabilmente ci sarà l'ultimissima azione di questo terzo periodo, perché i secondi rimasti sono 24. Errore di Sinatra.
Anche la stanchezza della 2 giorni si fa sentire nelle gambe di Buscaglieros. Assegno il secondo tiro libero. Quindi gli ultimi 24 secondi che iniziano adesso. C'è però la palla rubata di Bianchini che la consegna nelle mani di Infanti, che segna da 3 punti e riavvicina i suoi a meno 18. L'infrazione di ritorno commessa dal numero 14 Mirko Domenis, che si lamenta per un contatto subito. Gurian a incaricarsi della rimessa, manda via Bianchini. Infanti, anzi no, scusate, è Sinata che si prende il tiro, lo manda a bersaglio e chiude così il terzo quarto con il 30° e 31° punto di Buscaglieros, quindi 31-47. C'è un ultimo quarto tutto da vivere. Ora ritorniamo anche con l'audio in diretta da Gorizia. Bianchini subisce fallo commesso da Ermacura, di nuovo in campo dopo diversi minuti di panchina. Rimessa dal fondo eseguita da Gurian. Lo scarico di Bianchini per Sinatra. C'è però un fallo. Secondo fallo di squadra per Artemis. Quindi ancora 24 secondi per l'attacco triestino. Infanti cerca Gurian, alla fine decide di partire lui in palleggio. Sinatra, serie di finte, il blocco Infanti, il passaggio nell'angolo dove c'è Lotti, poi in qualche modo si avvita, trova i 2 punti, trova anche il fallo della difesa e andrà in lunetta per inserire nel suo salvadanaio personale un'altra monetina. Qua, errore sul libero però di Lotti. Da segnalare che in quest'ultimo quarto già 3 dopo 30 secondi il computo dei falli di Artemis Warriors. Ancora 0 invece Buscaglieros. A livello timeout invece un timeout speso dai triestini, 0 da Artemis.
Fallo subito qua da Gabrici, primo fallo di squadra per i Buscaglieros. Padovani a condurre questa nuova azione offensiva. Il fallo fischiato ai danni di Sinatra. Non manda ovviamente in lunetta Padovani, sarà rimessa laterale, se ne incarica Gabrici. Proprio Padovani a prendersi questa sfera. Passaggio poi nell'angolo dove c'è Domenis. Ribaltamento per anzi no, non Virgili. Ribaltamento per Miani che però sparacchia a vuoto. Dall'altra parte Gurian decide di attaccare lui da solo. Non è una grande scelta. Il rimbalzo premia Gabrici che consegna la sfera nelle mani di Padovani. Padovani a strada fino in fondo, va su, fallo è di Infanti. Qua saranno sì 2 tiri liberi, anzi no, fallo sanzionato prima del movimento di tiro. Allora sarà solo rimessa dal fondo. Si sistema attacco difesa, cambio per Buscaglieros, fuori Sinatra, rientra in campo Pipan. Ancora 8 minuti e mezzo da giocare in questa finale, che si sta rivelando meno chiusa di quanto pensassi una decina di minuti fa. Padovani si aiuta con qualche sbracciata, poi pallone che viene capitato a Virgili che commette infrazione di passi. Cambio per Buscaglieros, rientra in campo Ballaben, fuori invece Infanti. Qua in qualche modo riesce ad arrivare al canestro Luigi Lotti. Ma la sua conclusione è errata. Dall'altra parte Padovani si allarga dopo il blocco. Gabrici con la tripla che rischia di mettere il punto esclamativo già a 7 minuti e 50 secondi dalla fine su questo match. Qua si addormenta la difesa, riesce a prendere palla Bianchini, poi però il tiro di Gurian in qualche modo entra. Di lei il basket in questa occasione sono stati dalla parte di Gurian. Padovani, Perrone, Gabrici, giocano la palla tutti qua, anche Virgili, si tornano da Padovani che passa sopra il blocco, sceglie di tirare subito guardando come aveva difeso palla bene, scelta anche giusta, poi l'esecuzione un po' meno. Time out chiamato da coach Carlo Biasizzo. Primo time out per Artemis Warriors di questo secondo tempo e noi ci fermiamo per un minutino di pausa.
E devo dire che dopo quel abbastanza grosso problema all'inizio della diretta non ne abbiamo più avuti, incrociamo le dita per non averne altri. Qua attacca Gurian col gancio, cioè per un fallo sul numero 22 in maglia nera. Sarà un altro viaggio in lunetta per colui che sulla maglia ha scritto più IVA 22. Sette ancora i minuti da giocare sul cronometro. 0-2 per Gurian. Era importante trovare 2 canestri qua per riavvicinarsi. Niente da fare. E allora Padovani, il blocco di Domenis, poco fruttuoso. Deve fermare il palleggio Padovani. Trova in angolo Miani. L'extra pass di Miani per Perrone. Poi il rimbalzo premia la difesa. E allora corre Gurian, che però si affida a Pipan. Altro fallo subito da Gurian, che avrà a disposizione un altro viaggio in lunetta. Fondamentale per lui e la sua squadra realizzare questa volta. Entra in campo Biasizzo, fuori invece Bo, che è uscito. Non lo sappiamo. Due su 2 in questo caso. Quindi si fa perdonare per lo 0 su 2 precedente. Padovani marcato molto stretto da Ballaben. Gabrici subisce fallo e evidentemente voleva andare al tiro. Non ci saranno, io credo, tiri liberi, perché alla fine il pallone non è stato lanciato verso il canestro, sarà solo rimessa laterale. Fallo tecnico alla panchina per le proteste dalla panchina di Buscaglieros. Sarà quindi tiro libero per Gabrici, che però non lo manda a bersaglio. Dopodiché si andrà con la rimessa dal fondo laterale, rimessa dal fondo. Anch'io avrei detto lato. Sei 11 a giocare con Padovani che prende la palla, la passa immediatamente a scusate, mi sono perso un po' in questa azione. L'aveva passata a Miani, che poi a sua volta ha fatto circolare bene la palla, e la quale era poi infine giunta nelle mani del miglior terminale offensivo dei suoi, ovvero Gabrici, che subisce fallo e questa volta viene sì mandato in lunetta con 2 tentativi, anche a causa del bonus esaurito da parte dei Buscaglieros. 0-2 però per Gabrici dalla lunetta, poi però il rimbalzo premia l'attacco e Lino Biasizzo realizza da sottocanestro un tiro abbastanza comodo, anzi possiamo dirlo comodo. D'altra parte non fa a segno invece il tiro di Gurian. Si continua a giocare nella metacampo offensiva dei Warriors di Artemis. Perrone, Biasizzo in qualche modo va su, l'errore al tiro di Biasizzo, il rimbalzo è di Ballaben che corre dall'altra parte e lancia Lotti, che deve fare a sportellate con il diretto avversario Gabrici, che ha le mani alte, dice, questo lo dice lui, l'arbitro invece dice fallo, e quindi Lotti segna e ha la possibilità anche di aggiungere un ponticino al bagaglio della sua squadra. E quindi di tornare a meno 13
e riavvicinarsi ulteriormente in questa partita che non è ancora chiusa. Concretizza questa opportunità. 53-40. 5 e 10 i minuti ancora sul cronometro. Padovani, marcato da Furlani. Passaggio in punta per Biasizzo che prova a cercare Gabrici, che forse aveva anche commesso 3 secondi in attacco. Allora i Buscaglieros hanno una ghiotta opportunità di riportarsi addirittura a meno 10. Enrico Furlani, la palla in mano, cerca lo scarico per Gurianca, ha tanto spazio, se la sente dopo qualche esitazione. Poi il rimbalzo offensivo premia la squadra in fase di attacco. Allora si rimane in quella metà campo con Furlani che cerca palla bene da sotto canestro dove c'è Zanini che fa sportellata e poi l'assist che non viene concretizzato da Lotti. Era girata bene in questo caso la palla tra le maglie nere. Padovani, marcato ancora da Furlani, rischia di perdere il pallone. Ancora Padovani, il blocco di Biasizzo, gioca nel contenimento qua anche abbastanza male, il fallo non sanzionato, poi la stoppata di Bellabén ai danni di Miani che viene ostacolato forse regolarmente, forse no. Alla fine la palla finisce nelle mani di Miani che segna 2 punti comodi in contropiede. Il gioco viene però interrotto perché bisogna asciugare il parquet quando sul più 15 Atimis cerca ancora una volta di chiudere questa partita. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gara. 3:38 per la precisione. Bonus esaurito da entrambe le formazioni. Time out invece ampiamente ancora a disposizione da entrambi. E siamo tornati finalmente in diretta. Un altro problema tecnico per noi. Questi problemi tecnici devono essere calcolati, vista la non altissima professionalità dei materiali. Ma questo è quando è tutto homemade. Proprio homemade, come la marmellata. Ti piace la marmellata fatta in casa, Arnaldo? Anche a me. 56-40. E Atimis fugge sempre di più verso questo titolo della Coppa Friuli. Wisp FVG 2022-2023. Cambio per i Warriors. Rientra in campo Gabrici. Esce Perrone. Dopo aver realizzato entrambi i tiri liberi. Aver portato i suoi sul 57-40. Balaben, l'errore di Balaben. Airball per lui. Allora, partita ormai praticamente chiusa. Giusto, bisogna definire il punteggio finale. Altro fallo, altro viaggio in lunetta. Tantissimi viaggi in lunetta quest'oggi. Forse hanno segnato più dalla lunetta che non dal campo. Preciso Padovani in questo primo tentativo. Assegno anche nella seconda circostanza. Ora Warriors che si stanno per portare sul più 20 su Buscaglieros. Finale che potrebbe sembrare a senso unico. In realtà è vero che i Warriors hanno potenzialità differenti rispetto ai Buscaglieros e hanno soprattutto una marcia in termini di tattica diversa, ma Buscaglieros la sono giocata per campate di partita alla pari. Ultimi 2 minuti di gara con Padovani che
Passa Biasizzo, poi Biasizzo cerca in mezzo all'area del bianco. Il tiro di Biasizzo dopo che del bianco deve aver restituita non va. Dall'altra parte, dopo il rimbalzo difensivo, arriva il clamoroso errore di Zanin da sotto canestro da solo. E nella metà campo targata Warriors arriva invece il canestro di Del Bianco, che chiude i giochi quando mancano 1 minuto e 10 secondi circa alla fine di questa partita. Allora possiamo già iniziare a dirlo: gli Artemis Warriors vincono il titolo Coppa Friuli delle finali WISP FVC 2022-2023. Tra 55 secondi sapremo anche con che punteggio esatto. Assegno anche Miani in questo finale di partita. 61-42, 63-42 anzi. Continua a giocare comunque Buscaglieros. Arriva un errore di Zanin. Biasizzo interrompe il palleggio. Miani. Gabrici da 3 punti ci prova. La tripla di Damiano Gabrici, che mette definitivamente la parola fine a questo match. Ora il Buscaglieros con Pipan oltrepassa la metà campo, finisce qua la partita. Questione solo di far scadere il cronometro. Ultimi 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo e finisce qua. Dunque Artemis Warriors vince la Coppa Friuli e noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo in diretta qui dal Palazzetto dello Sport Stella Mattutina di Gorizia per la finale scudetto. E vedo già un po' di gente in più entrare in palazzetto e vedrai, Arnaldo, che belle tifoserie